2 secondi e poi si entra in campo qui alla Pala Virtus di Cagliari per assistere alla quarta giornata del campionato di Serie 2 di basket femminile tra la Virtus e Campobasso. Buon pomeriggio da Alessandro Carta e da Mattia Zeni per le immagini. È tutto pronto, poi vi darò anche i quintetti proposti dai due coach, vale a dire per la Virtus Iris Ferrazzoli, per Campobasso Domenico Sabatelli. Prima palla 2 vinta dalla formazione ospite che indossa la canotta e il pantaloncino blu. Risponde la Virtus con una maglia bianca quasi color ghiaccio con bordi blu, così come i pantaloncini. Primo attacco sotto canestro, c'è la palla recuperata subito dalla numero 6 Giorgeva. La penetrazione di Giorgeva sino in fondo, scarica per Brunetti, palla messa dentro il verniciato, spalle a canestro, si gira molto bene, non va a canestro la numero 13 Guilavoghi. Ancora la prima conclusione anche di Campobasso, ma subito la ripartenza per la Virtus, coast to coast, palla scaricata per l'ex capitano del San Salvatore che tocca la linea con il piede, cerca il fondo, calpesta la linea con il piede, palla in possesso di Campobasso, mentre dicevamo il quintetto della Virtus ovviamente con Giorgeva, con la numero 16 Anna Lussu, Federica Brunetti con la maglia numero 15, con la maglia numero 13 Jeanette Ghilavogui e completa il quintetto Martina Zolfanelli. Queste le prime 5, mentre va subito in lunetta la numero 17 Bove che sbaglia il primo libero, poi Di Gregorio va a segno il secondo, quindi 1-0 per Campobasso. Ricordiamo Campobasso prima in classifica con 6 punti dopo 3 partite, mentre Giorgeva non riesce ad andare a canestro. La ripartenza ancora di Campobasso con Bove, pallone tra le mani, lo scarico per la numero 11 il capitano Di Gregorio, la penetrazione ancora di Bove, palla appoggiata alla tabellone, poi Brunetti la disturba e la stoppa. La ripartenza ancora per Giorgeva sotto canestro, si ferma, c'è Lussu libera, giro palla per Brunetti, palla dentro ancora e sotto canestro non riesce ancora a trovare le misure Guilavoghi. La ripartenza ancora per Campobasso. Adesso c'è il contatto sotto canestro tra le due numero 13, vale a dire Guilavoghi e Di Costanzo. Ancora Campobasso, Marangoni, palla giocata dalla numero 18 Mancinelli che non riesce ad andare a canestro. Adesso c'è il fallo su Giorgeva, gesto d'intesa immediato della numero 18 Mancinelli. Mister Sabatelli ovviamente richiama le proprie giocatrici, palla allargata per Lussu, la tripla di Lussu, palla che tocca il ferro, poi il tabellone rientra in campo, la più lesta di tutte è Lucia Di Costanzo, palla in mano ancora Campobasso, giro palla di Campobasso, 7 minuti 20 secondi sul cronometro al termine del primo quarto, risultato ancora fermo sull'1-0, ma arriva i 2 punti per Bove, quindi 3-0 in favore della formazione ospite. Zolfanelli scarica per Giorgeva, la tripla di Giorgeva, palla che tocca ancora il ferro, rientra in campo, ancora corta la conclusione di Giorgeva. Adesso Bove, il blocco portato da Bove per il palleggio di Gregorio,
pallone messo fuori di Costanzo, la tripla tentata da Di Costanzo, pallone che rientra in campo, la più lesta di tutte, la numero 9 Zolfanelli. Ancora Giorgeva, il cambio di passo di Giorgeva, c'è il fallo di Marangoni ma non c'è un attimo di pausa in questo avvio di primo quarto. Adesso c'è il cambio, fuori Di Costanzo, dentro la numero 14 Sanchez. Rimessa in gioco, Lusu riesce a giocare prima della scadenza del tempo, poi c'è il tocco sulla penetrazione di Zolfanelli, palla in mano ancora la Virtus. Riceve Kilogui in caduta, c'è il fallo. Janet Ghilavoghi va in lunetta. 6 minuti e 23 secondi al termine del primo quarto, parziale di 3-0 per Campobasso. Sbaglia il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, colpisce il ferro anche sul secondo tiro libero. Riparte Marangoni, Bove, palla in mano, lo scarico per Mancinelli, ancora Mancinelli per Sanchez. Capitan Di Gregorio. Ancora Sanchez sino in fondo, palla che tocca il ferro ma c'è il rimbalzo, l'ultimo tocco poi è della numero 18 Mancinelli. Time out chiesto da coach Idis Ferrazzoli. Si rientra in campo. Palla in mano alla Virtus. Giorgeva mette subito in movimento la numero 8 Martina Zolfanelli, ancora Zolfanelli per Lusu. Esce dai blocchi Federica Brunetti, palla schiacciata a terra. Poi non c'è il fallo di Brunetti, la ripartenza ancora di Campobasso con Mancinelli, Bove, Di Gregorio, ancora Di Gregorio, lo scarico per Sanchez, piedi piantati a terra, poi il rimbalzo ancora di Brunetti che mette in movimento Lusu, porta palla Lusu, scarica ancora per la numero 9 Zolfanelli, palla che tocca il ferro, rientra in campo ancora. Risultato inchiodato sul 3-0 per Campobasso, quindi una partita un po' particolare sino a questo momento. Mancano 5 minuti e 10 secondi alla termine del primo quarto. Sanchez, ancora Lusu contro Marangoni, poi c'è il fallo. Fallo di Federica Brunetti.
Fuori Di Gregorio, dentro la numero 4 Porcu, sbagliato il primo libero. Va a segno invece il secondo, 4-0. Fuori Brunetti, adesso dentro la numero 23 Capitan Pellegrini. Giorgeva, palla schiacciata a terra, il palleggio ancora di Giorgeva, spalla canestro, si libera Lusu, ancora Lusu, le finte, il blocco portato per liberare la stessa Lusu, poi perde palla sotto canestro, però Ghilavoghi riparte, ancora a Campobasso, Mancinelli sotto canestro, lo scarico per Bove, giro palla, ancora la tripla tentata che va a segno di Marangoni. 0 ancora per la Virtus, 7 per Campobasso, e arrivano i primi 2 punti della Virtus con Zolfanelli. Ancora a Campobasso, palla schiacciata a terra sotto canestro, c'è la conclusione di Sanchez che va a canestro. Partita probabilmente con l'idea di scaricare il pallone, poi è andata alla conclusione. Adesso Pellegrini sino in fondo. 4 per la Virtus, 9 per Campobasso. Partita che finalmente si è sbloccata. Ancora il movimento di Mancinelli che va a canestro, 11° punto per Campobasso. Zolfanelli, Giorgeva, ancora Pellegrini, 1 contro 1, le finte di Pellegrini, il cambio di direzione di passo, adesso la conclusione corta, non tocca neanche il ferro, la mantiene in campo Ghilavoghi ma la rimette subito in mano della formazione ospite. La tripla tentata da Mancinelli, tocca il ferro, Sanchez non riesce nel tentativo di mantenerla in campo. Adesso dentro di nuovo Brunetti per Ghilavoghi. Giorgeva, ancora Giorgeva in palleggio, lo scarico, la penetrazione, ancora lo scarico, c'è stato il contatto con Zolfanelli. Fuori Lusu, dentro la numero 17 Giada Podda. Ancora palla in mano alla formazione ospite di Campobasso con Porcu, lo scarico per la numero 3 Marangoni. Ancora Marangoni, giro palla, il palleggio di Porcu, la schiaccia a terra, Bove la scarica ancora per Mancinelli, la conclusione, poi pallone che rimane lì, lo stesso però ha già superato la linea di fondo. Pallone in mano alla Virtus. Riparte ancora con Zolfanelli la formazione isolana. Il palleggio di Zolfanelli. Lo scarico di Zolfanelli poi per Giorgeva, ma intercetta il pallone Mancinelli sino in fondo. Mancinelli, palla che tocca il ferro, poi arriva al rimbalzo, palla strappata ancora da Marangoni. Porcu, palla dentro per Sanchez, anzi per
la numero 18 Mancinelli. Giorgeva dentro Brunetti, spinta Brunetti, non riesce ad intervenire sul pallone. Riparte ancora Porcu, la giravolta di Porcu che poi va a canestro per il canestro numero 15 per Campobasso. 15-4 il parziale, 1:32 al termine del primo quarto. Un po' dallo scarico per Giorgeva, la tripla tentata da Giorgeva, palla che tocca il ferro, poi palla messa in mano a Brunetti, la conclusione morbida, delicatissima di Brunetti per il sesto punto della formazione padrona di casa. Ancora Porcu per Mancinelli, lo scarico verso Bove, palla dentro, ancora Sanchez sotto canestro, poi arriva la numero 3 Marangoni, l'ultimo tocco di Campobasso, quindi palla in mano alla Virtus. C'è il cambio, Marangoni viene chiamata al cambio, 54 secondi ancora sul cronometro, esce anche Zolfanelli. Dentro Boneva con la casacca numero 7. Riparte ancora Capitan Pellegrini, c'è il pressing di Porcu. Giorgeva rimette in movimento Boneva, ancora Giorgeva che riceve, pensa alla tripla, poi palla scaricata a terra. Brunetti va ancora a canestro, ottavo punto per la Virtus. Accorcia le distanze la formazione padrona di casa, 8-15 sul cronometro, 30 ancora da giocare, 30 secondi ancora da giocare. Di Gregorio il palleggio, Bove, palla ancora fuori per Capitan Di Gregorio, giro palla, ancora Porcu in palleggio, 2 secondi, Porcu scarica, ma terminano i 24 di tempo sul cronometro per andare alla conclusione. Palla in mano ancora alla Virtus. La tripla tentata da Giorgeva che va a segno sulla sirena, e sono 11 i punti per la Virtus, 15 quelli di Campobasso. Si va al primo riposo dopo il primo quarto con questo parziale Virtus 11 Campobasso 15. Adesso 2 minuti di pausa per le giocatrici per rifiattare, per riorganizzarsi, e poi subito dentro con il secondo quarto prima di andare al riposo. Secondo quarto, palla in mano alla Virtus, arriva Capitan Pellegrini per la rimessa in gioco, già effettuata verso Giorgeva che indietreggia, poi supera la linea mediana del campo in questo momento. Pellegrini si libera, Boneva sbaglia canestro, ancora Boneva protegge il pallone, raddoppiata Boneva, poi c'è il fallo di Sanchez, anzi di Gregorio. Ancora Boneva, si libera Giorgeva ma capisce tutto Mancinelli che recupera. Ripartenza per Campobasso che poi mette il pallone in mano al numero 4 Porcu. Ancora Porcu, pensa alla conclusione, invece giro palla Mancinelli per Porcu, il cambio di passo, la penetrazione di Porcu, palla schiacciata a terra per Sanchez sotto canestro, la disturba per 2 volte Brunetti. Adesso Giorgeva sotto canestro, va a segno per il punto numero 13. 13 per la Virtus, 15 per Campobasso. Ricordiamo che
la Virtus deve fare a meno per lungo tempo di Silvia Favento, l'ex giocatrice del Cus Cagliari. Quest'anno in forza la Virtus, che sabato scorso in trasferta si è rotta il legamento crociato, mentre adesso il palleggio ancora di Pellegrini. Dentro Lussu, fuori Giorgeva. La rimessa in gioco Pellegrini per Ghilavoghi, ancora Lussu. Palla dentro per Brunetti, la finta di Brunetti, poi va alla conclusione, palla che si incastra. Si incastra sul tabellone. Possesso palla per ancora Caribno, per Campobasso. Va a segno ancora la numero 18 Mancinelli per il punto numero 19. Più 6 per Campobasso. Adesso il palleggio di Pellegrini, lo scarico verso Brunetti, ci libera Lussu, le finte di Lussu. Boneva ancora Brunetti, Brunetti ancora il ferro, dice di no alla conclusione della numero 15 della Virtus. Riparte Porcu, palla in mano dalla parte opposta sino alla fine, palla che non tocca neanche il ferro. Poi c'è il fallo di Ghilavoghi. Arriva anche il time out. Minuti 42 secondi al riposo lungo, 13 per la Virtus, 19 per Campobasso. Questo il tabellino sino a questo momento dell'incontro, ma la formazione ospite, la molisana Campobasso, adesso andrà in lunetta con capitana Roberta Di Gregorio. Va a segno il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, palla recuperata poi da Pellegrini. Zolfanelli, palla dentro, c'è il canestro di Ghilavoghi. Si sblocca anche lei. Giro palla ancora di Gregorio, Zolfanelli sulle sue tracce, adesso arriva Brunetti, palla messa ancora fuori, c'è liberissima la numero 16, anzi la numero 18 Mancinelli. Adesso la conclusione di Di Costanzo che va ancora a segno.
Pellegrini, +7 per Campobasso. Adesso Brunetti sotto canestro, palla che tocca il tabellone e rientra in campo. Mancinelli, lo scarico per Sanchez. Ancora Mancinelli che poi scivola. Sanchez da lontanissimo, ma il rimbalzo è preda della numero 11 di Gregorio. Ancora penetrazione di Porcu dalla parte opposta per Mancinelli, la tripla di Mancinelli, palla che tocca il ferro, ma ancora sembra calamitata la palla, cade sulle mani della numero 13 di Costanzo. Che andrà anche in lunetta. Libero aggiuntivo che va a segno per Campobasso, +10 adesso per la formazione di coach Sabatelli. Lussu, lo scarico per Brunetti. Pellegrini, palla dalla parte opposta ancora per Lussu, il controllo, poi la palla girata verso Ghilavoghi. La ripartenza ancora di Campobasso che mantiene in campo il pallone con Marangoni. Palla dentro, spalla canestro, a canestro per la numero 13 di Costanzo che non riesce ad andare a segno. L'ultimo tocco della stessa di Costanzo. Adesso fuori Lussu, dentro Giorgeva. Ancora un pallone sbagliato dalla Virtus, la ripartenza ancora di Campobasso, l'errore di Zolfanelli in fase di impostazione permette a Campobasso di portarsi a 27 punti contro i 15 della formazione cagliaritana. Ghilavoghi, il palleggio, lo scarico per Brunetti, ancora Brunetti, pallone che tocca il ferro e rientra in campo. Di Gregorio, ancora per Porcu, la tripla ancora della numero 3 Marangoni che va a segno, +15 addirittura a 4 minuti e 42 secondi dal riposo lungo. Ancora un pallone sbagliato da Ghilavoghi, Porcu arresta la corsa, manda a vuoto Giorgeva e deposita il punto numero 32 in questo secondo quarto. Ancora Zolfanelli, scarica per Brunetti. Pellegrini, lo scarico, la tripla messa a segno da Zolfanelli. Riparte Campobasso, palla in mano a Porcu, lo scarico ancora per la numero 17 Bove e poi c'è il contatto tra la numero 13 di Costanzo e l'altra numero 13, anzi il fallo è stato assegnato alla numero 6 Giorgeva. Di Costanzo in lunetta, va a segno il primo tiro libero. Va a segno anche col secondo.
Riparte Pellegrini, palla giocata per Brunetti, ancora Brunetti, palla dalla parte opposta, intercettato però anche questo pallone rischiosissimo oltretutto. Giorgeva chiede ed ottiene il blocco, va a canestro e mette a segno il punto numero 20 per la Virtus, più 14 ancora per Campobasso. 3:10 sul cronometro da qui al riposo lungo. Penso che il coach, mentre va a segno ancora Bove, il coach Iris Ferrazzoli negli spogliatoi non sarà particolarmente felice, mentre c'è il canestro e il fallo su Giorgeva. Tiro libero aggiuntivo che va a segno. Più 13. Più 13 per Campobasso, la penetrazione ancora di Porcu che poi schiaccia a terra per la corrente. La numero 3 Marangoni, palla recuperata subito dalla Virtus, la ripartenza ancora Pellegrini, arresto e tiro e va a canestro. Porcu in palleggio. Adesso la numero 15 Crisantidou, penetrazione, palla sporcata, il pallone recuperato da Brunetti, ancora verso Zolfanelli, poi sbaglia ancora Zolfanelli, il passaggio verso Giorgeva. Si ferma Mancinelli, palla in mano a Porcu, c'è il fallo. Della numero 15 Crisantidou, arriva anche il time out. Si rientra in campo, più 11 per Campobasso, 1 minuto 45 secondi al riposo lungo. Pellegrini si libera e va a ricevere il pallone, il palleggio di Pellegrini nella metà campo avversaria, seguita ancora da Porcu. Adesso Poda. Ancora Poda in palleggio, palla dentro per Giorgeva, spalla canestro, si gira Giorgeva, lo scarico, la conclusione che tocca sia il ferro che il tabellone di Zolfanelli, il rimbalzo è ancora della formazione ospite. Adesso Porcu, pallone morbido, ci arriva Brunetti, poi Pellegrini, c'è il palleggio, elude l'intervento di Porcu, ancora Pellegrini. Lo scarico per Brunetti, Brunetti verso capitano Pellegrini, il palleggio, la finta, arresto e tiro ancora di Pellegrini che va a canestro. Sono 27 i punti della Virtus, 36 quelli di Campobasso, 40 i secondi, ancora da giocare da qui al riposo lungo. Ancora Bove, palla dalla parte opposta per Porcu, la finta di Porcu. Palla dentro, ancora Brunetti che la sporca, poi Pellegrini la recupera.
Ultimo possesso della Virtus. Georgieva pressata ancora da Porcu, cerca il pallone Porcu, non ci riesce. Georgieva sino in fondo, palla appoggiata alla tabellone che poi ricade in campo, c'è una pausa contesa. Un secondo da giocare, palla in mano alla Virtus, che avrà un secondo soltanto sul cronometro per sfruttare questo possesso palla. Mentre gli applausi che sentite sono per Iris Ferrazzoli, il coach della Virtus, è entrata addirittura in campo con il panno per asciugare il parquet. Un carattere, un carisma impressionante. Palla in mano a Campobasso, termina qui il secondo quarto, si va al riposo lungo. Si va al riposo lungo con il parziale di 27 per la formazione padrona di casa, 36 per la formazione ospite. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, ora poi rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Non senti l'ululato?
Metigio Expo apre i cancelli e torna con la sua terza edizione. Il 26 e 27 ottobre prendi il guinzaglio e vieni alla Tensostruttura di Uri in Via Alghero per partecipare alla 2 giorni all'insegna del divertimento e dell'affetto più caro per il tuo amico a 4 zampe. Cerca Metigio Expo 2019 su Facebook, scarica il modulo di iscrizione e invialo a xenolvia@virgilio.it. Per tutti, ma proprio tutti, numerosi premi come crocchette, collari antiparassitari e tante novità del mondo a 4 zampe. Ti aspettiamo! Tutto pronto per il terzo quarto di questa sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie 2 di basket femminile tra la Virtus e Campobasso. 27 al riposo lungo, questo è il parziale, 27 per la formazione padrona di casa, 36 per la formazione ospite. Ancora la numero 13 di Costanzo va a referto, di Costanzo che ha chiuso i primi 2 quarti con 7 punti. Adesso la tripla che va a segno di Zolfanelli, 8° punto personale. Diamo un'occhiata anche ai quintetti. La Virtus riparte con Giorgeva, Pellegrini, Zolfanelli, Brunetti e la numero 13 Ghilavoghi. Risponde Campobasso con Marangoni, Di Gregorio, Bove, che adesso va alla conclusione dalla distanza, palla che tocca il ferro, rientra in campo. Poi la numero 18 Mancinelli e la numero 13 di Costanzo. Ancora la tripla tentata da Pellegrini, palla che non tocca neanche il ferro, rientra in campo, riparte così Campobasso, +8 sulla Virtus. 8 minuti 35 secondi al termine del terzo quarto. Adesso va a canestro, va sino in fondo la numero 3 Marangoni. Si riparte, infrazione di passi. Parte subito Campobasso, pressing altissimo chiamato da Iris Ferrazzoli alle sue giocatrici. Ancora Di Gregorio, il palleggio, c'è il blocco di Bove, c'è anche il fallo però di Zolfanelli. Mentre il gioco è ancora fermo, vengono richiamati addirittura i bambini a bordo campo. Evidentemente disturbano uno dei 2 arbitri. Ancora palla in mano a Campobasso, palla dentro per Bove, spalla a canestro, poi lo scarico per Mancinelli, ancora Mancinelli fuori per Marangoni, poi la conclusione dalla distanza, palla che rientra in campo. Pellegrini può ripartire con la palla a spicchi tra le mani, ancora Pellegrini sino in fondo, c'è il fallo della numero 3 Marangoni. Va in lunghetta Pellegrini, sbaglia il primo libero.
Va a segno invece col secondo. Ancora palla in mano a Campobasso con Marangoni, si libera Bove, lo scambio ancora con Marangoni, adesso c'è libera anche Di Costanzo. Marangoni, la tripla di Marangoni. Marangoni che aveva chiuso i primi 2 quarti con 8 punti personali, mentre in casa Virtus ha fatto meglio soltanto Giorgeva con 10 punti. Ancora Giorgeva, la tripla tentata da Giorgeva, palla che tocca il ferro, rientra in campo Brunetti, va a canestro. Più 10 ancora per Campobasso, non riesce ad accorciare le distanze la Virtus, perché Campobasso risponde colpo su colpo. Ancora Bove. Bove sino in fondo, stacca una mano dal pallone. Pellegrini, il palleggio, c'è libera Ghilavoghi. Adesso Giorgeva, pallone dentro per Brunetti, lo rischiaccia a terra Brunetti, la finta ancora Giorgeva. 5 secondi per andare alla conclusione, Giorgeva sino in fondo, palla che rimane là, Brunetti vince il rimbalzo e poi subisce fallo. Ancora Brunetti in lunetta. Sbaglia anche il secondo libero. Ancora Campobasso. Mancinelli sino in fondo, poi il rimbalzo sotto canestro e preda ancora di Brunetti che mette il pallone nelle mani di Pellegrini, poi arriva alla conclusione sotto canestro, non c'è il fallo. Fuori Giorgeva, dentro la numero 21 Pilleri. Discussione ancora al tavolo dei giudici. Quindi dentro Pilleri, fuori di nuovo Giorgeva. Movimento, Ghilavoghi recupera il pallone, Pellegrini. Ancora Pellegrini sino in fondo, va alla conclusione, poi arriva Ghilavoghi ma non prende il rimbalzo. Palla in mano, ancora Mancinelli, palla messa dentro per Bove, cade male Mancinelli che scivola. Va a canestro ancora a Campobasso, io ho distolto lo sguardo per qualche secondo, ho buttato l'occhio sulla numero 18 Elisa Mancinelli che è caduta nel momento dell'arresto del cambio di direzione, è caduta per il parquet scivoloso.
Mentre adesso Pellegrini, l'ultimo tocco è il suo. Ancora Campobasso, 33-47 il punteggio. Adesso ancora Bove sotto canestro, la palla schiacciata a terra da Sanchez, libera la numero 17 che va a canestro. Brunetti si gira, va alla conclusione, palla che tocca il ferro, il rimbalzo recuperato da Porcu. Marangoni, ancora la conclusione da parte della numero 18 Mancinelli, non va a buon fine, si riparte ancora con la numero 21 Pilleri. Adesso Pellegrini, il palleggio, 8 secondi per andare al tiro. Ancora adesso c'è il fallo di Porcu. Primo fallo personale per Rachele Porcu. Adesso dentro Pellegrini e Pilleri, o meglio dentro Giorgeva e Lussu, fuori Pellegrini e Pilleri. Ancora Giorgeva, palla in mano, palla dentro adesso per Ghilavoghi, palla fuori. Giorgeva recupera il pallone ma nella sua metà campo, quindi pallone sbagliato ancora da Ghilavoghi. Già rimesso in movimento Porcu, 3 minuti 55 sul cronometro. Partita dagli altri ritmi che adesso Campobasso sta un po' spaccando in due. 51 per Campobasso, 33 per la Virtus. Lussu, ancora c'è il fallo, questa volta di Sanchez. Il coach di Campobasso dà un minutaggio altissimo alle sue giocatrici, probabilmente di più fiducia. Adesso Lussu, pallone giocato per la numero 9 Zolfanelli, ancora Lussu, la penetrazione, lo scarico, c'è il fallo ancora di Porcu. Nei 2 quarti, quindi su 20 minuti, Mancinelli ha giocato 16 minuti e 52 secondi. Bove ne ha giocato 15 e 52 e 15 e 51 per Porcu, 15 e 06 per Sofia Marangoni. Si rientra in campo
dopo il time out. Per la Virtus, 51 per Campobasso. Adesso Lusu va a segno col primo tiro libero. A segno anche il secondo. Adesso il pressing ancora di Lusu. Palla affidata in mano a Mancinelli. Bove, giro palla per Campobasso, ancora la numero 3 Marangoni, lo scarico per Sanchez, la tripla di Sanchez e palla che tocca il ferro, altro rimbalzo recuperato da Federica Brunetti. Adesso Giorgeva dentro per Brunetti, spalle a canestro che va a segno. Dovrebbe essere canestro più tiro libero. Sbaglia il primo libero Brunetti. Va a segno invece col secondo. Punto numero 36 per la Virtus, 51 per Campobasso. Campobasso ancora pallone in mano con Bove che si gira, scarica verso Sanchez. Ancora la palla a Porcu per Sanchez sotto canestro. Sanchez la schiaccia a terra, arriva la numero 3 Marangoni che però non riesce ad andare a segno. Riparte Giorgeva con il pallone in mano. Si ferma Giorgeva ma è sbagliata la mira. Marangoni, Bove la schiaccia a terra verso Mancinelli, c'è il fallo. Pallone in mano alla Virtus, Mancinelli lascia il campo per la numero 11 di Gregorio. Riparte la Virtus con Zolfanelli, ancora Zolfanelli, schiaccia a terra per Lusu, le finte di Lusu, esce Giorgeva dai blocchi, palla girata ancora, Pellegrini pensa alla conclusione, poi si ferma ancora Giorgeva, la penetrazione, poi Lusu da 2, la palla che tocca il ferro, rientra in campo, 1 minuto e 50 al termine del terzo quarto. Adesso Capitan di Gregorio, il palleggio Porcu. Ancora Marangoni, c'è la conclusione col canestro. Numero 53 in più andrà in lunetta. Marangoni in lunetta, va a segno ancora per a Campobasso, 55 i punti a referto, anzi 54, 36 quelli della Virtus. Adesso Pellegrini, il cambio passo, Pellegrini disturbata da Marangoni, è lei che esce con la pallone tra le mani, poi lo affida a Bove che scarica per Porcu, ancora Sanchez. Marangoni, Sanchez si gira, palla dalla parte opposta per Di Gregorio.
lungo il perimetro, ancora allo scarico, la conclusione da 3 della numero 3, scusate il gioco di parole, Sofia Marangoni termina di nuovo in campo. Adesso Giorgeva, il tocco di Marangoni, l'errore di uno dei due arbitri che aveva segnato la rimessa in gioco a Campobasso, ma era evidente il tocco di Marangoni, ha chiesto scusa. Si ripartirà con la palla in mano ancora per la formazione isolana. Brunetti sotto canestro, riceve da Lussu ma sbaglia Brunetti la misura. Porcu ancora verso Bove, e Porcu che riceve ancora, giro palla che serve ancora a Bove, poi Marangoni, le finte, Bove sbaglia canestro, il palleggio col piede perno, si gira e va ancora a canestro, più 20. Adesso Giorgeva tenta la conclusione dalla distanza, termina qui il terzo quarto con il punteggio di 36 per la Virtus, 56 per Campobasso. Adesso qua 2 minuti di pausa e poi rientreremo per descrivere l'ultimo quarto di questa sfida. Palla in mano alla Virtus in questo ultimo quarto della sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile. Adesso Giorgeva, palla dalla parte opposta, il giro palla Lu sulla finta, arresto e tiro dell'ex capitano del San Salvatore che va a segno. 38-56. Ancora Campobasso, palla intercettata ancora da Brunetti, poi arriva la numero 11, capitana Di Gregorio, palla ancora in mano a Giorgeva, c'è il contatto ancora con Di Gregorio. Pellegrini recupera il pallone, il palleggio, la penetrazione di Pellegrini che poi scarica per Lussu, la tripla tentata da Lussu che va ancora a segno. 41 per la Virtus, 56 per Campobasso. Marangoni, lo scarico per la numero 15 Crisantidou che non va a segno. Ancora Lussu. Adesso c'è la palla recuperata da Pellegrini, seguita come sempre da Porcu. Boneva, palla dentro per Lussu ma viene fermata su un pallone alto. Porcu, la penetrazione di Porcu che perde il contatto con la pallone, poi lo schiaccia a terra. Giro palla ancora per Campobasso, la conclusione da 2, poi arriva Lussu da dietro che recupera il pallone e lei che accelera, supera la linea mediana del campo, va sino in fondo, scarica per Brunetti, la tripla tentata da Brunetti che tocca il ferro, poi recupera lei stessa il pallone. Giro palla ancora per la Virtus, ancora Brunetti dentro per Boneva, c'è il fallo su Nicole Dianova Boneva. Doppio cambio per la Virtus, ma arriva anche il time out chiesto da Campobasso.
Si rientra in campo con Boneva, primo tiro libero che gira intorno al ferro e termina fuori. Il secondo va fuori lo stesso. Riparte così Campobasso, palla in mano a Marangoni. Porcu per Marangoni. Ancora Di Gregorio, Bove dentro per la numero 15 Crisantidou. Palla giocata verso Lusu, ancora Lusu, indietreggia Boneva, ancora Pellegrini, si ferma Pellegrini, scarica, ancora Boneva, arresto e tiro che va a segno. (43 per la Virtus, 58 per Campobasso). Ancora Bove, gira per Di Gregorio, Di Gregorio si in fondo, c'è il fallo di Zolfanelli. Fuori Boneva, dentro la numero 17 Podda. In lunetta la numero 11 Roberta Di Gregorio, sbaglia il primo libero, va a segno col secondo. Fuori Di Gregorio, dentro di nuovo la numero 18 Elisa Mancinelli. Rimessa in gioco per la Virtus, Pellegrini il palleggio, le ruba la palla Porcu che riparte in campo aperto, ancora Porcu, palla appoggiata alla tabellone, va a canestro. Adesso Zolfanelli il palleggio, palla schiacciata a terra per Podda, ancora Podda cerca e trova Lusu libera, palla che colpisce il ferro. Il rimbalzo ancora in favore di Campobasso, mentre è già pronta Giorgeva. Mancinelli, si gira invece la numero 15, scarica il pallone per Marangoni. Riparte la Virtus, 5 minuti 22 secondi sul cronometro, ancora Pellegrini. Zolfanelli, palla dentro per Brunetti, Brunetti gioca per Pellegrini, recupera però lei stessa il pallone, adesso Giorgeva. Podda non sa che affidare il pallone, lo affida a Brunetti, pallone giocato da Brunetti, palla corta, all'ultimo tocco è della numero 18 Elisa Mancinelli.
mentre l'arbitro adesso si avvicina di nuovo al tecnico di Campobasso. Palla in mano alla Virtus, Giorgeva, si libera Brunetti, palla affidata adesso a Pellegrini, ancora Giorgeva, la penetrazione di Giorgeva, lo scarico per Brunetti, Brunetti va ancora a canestro, 45 per la Virtus, 61 per Campobasso. Dovrebbe avere la partita in mano la formazione ospite. 4 minuti 30 secondi al termine dell'incontro. Adesso Pellegrini, ancora Pellegrini contro Porcu, la fa defilare Porcu. Zolfanelli, arresto e tiro, pallone corto che tocca il ferro, recuperato ancora dalla numero 3 Marangoni. Marangoni gira palla ancora per Campobasso con Mancinelli che riceve ancora. 7 secondi per andare alla conclusione. Marangoni, la tripla tentata da Marangoni, palla che tocca il ferro, poi c'è la palla ancora sotto canestro recuperata da Crisantidou. Va in lunetta la numero 15 di Campobasso, sbaglia il primo tiro libero. Va a segno col secondo Partena, Crisantidou. Adesso c'è il fallo di Mancinelli. Quarto fallo per Mancinelli. Palla schiacciata a terra per Pellegrini, ancora Pellegrini, Zolfanelli. Pellegrini sino in fondo e va a canestro. Ancora Porcu, 3 minuti e 20 secondi sul cronometro da qui alla fine dell'incontro. Adesso c'è il fallo di Podda sulla numero 18 Mancinelli. Mancinelli a segno col primo libero. Sbaglia il secondo, poi il rimbalzo sporcato da Brunetti, mentre adesso c'è l'anticipo pulito di Porcu sulla numero 9 Zolfanelli. Zolfanelli riceve da Giorgeva, adesso Podda, palla messa in mano ancora Giorgeva, lo scarico, Zolfanelli cerca la penetrazione sino in fondo con una mano, Zolfanelli va ancora a canestro. Più 14 ancora per Campobasso, 2 minuti 45 secondi da giocare. Adesso il blocco di Costanzo che poi va anche alla conclusione, prende anche il rimbalzo, poi c'è il fallo di Giorgeva. Terzo fallo personale, rientra in campo anche Sanchez.
Va a segno il primo tiro libero di Di Costanzo. Ancora Di Costanzo, 65 i punti per Campobasso, 49 per la Virtus. Giorgeva la penetrazione, lo scarico per la numero 9 Zolfanelli, che va a canestro. Ancora la tripla di Zolfanelli, 52 per la Virtus, 65 per Campobasso. Porcu, il palleggio Mancinelli, la penetrazione di Mancinelli sino in fondo, lo scarico di prima intenzione, tocca Di Gregorio. Ancora Porcu, non riesce ad andare alla conclusione. Ottima la difesa della Virtus, mentre chiede il time out il coach Iris Alicia Ferrazzoli. Si riparte, pallone in mano a Giorgeva, si libera Brunetti che riceve. Ancora Giorgeva, c'è il blocco di Poda, Giorgeva sino in fondo, subisce il fallo. Andrà in lunetta la numero 6 Iva Giorgeva. 2 tiri liberi. Va a segno col primo. Va a segno anche col secondo, 54 a 65, 1:40 dal termine. Più 11 per Campobasso. Adesso il rimbalzo di Giorgeva, palla in mano a Pellegrini. Poda per Giorgeva, ancora la penetrazione di Giorgeva, lo scarico Brunetti dalla linea del tiro libero, più 2 ancora per la Virtus, quindi 56 per la formazione padrona di casa, 65 per Campobasso. Adesso c'è il fallo. Fischiato ai danni di Brunetti. In lunetta Lucia Di Costanzo. Va a segno col primo libero. A segno anche col secondo. Il time out chiesto da Ferrazzoli. 56 per la Virtus, 67 per la formazione ospite di Campobasso. 51 secondi ancora da giocare. Si rientra in campo, palla in mano della Virtus nella metà campo avversaria.
Cerca di liberarsi Giorgeva che riceve, ancora Giorgeva, si gira lei molto bene, va sino in fondo, palla appoggiata alla tabellone che non va a canestro. Porcu per Sanchez, ancora Porcu, pallone in mano Mancinelli, c'è il fallo di Podda. Andrà in lunetta ancora Mancinelli. Sbaglia il primo libero. Va a segno col secondo. Giorgeva, Pellegrini, il palleggio. Ancora 25 secondi da giocare in questa partita. Pellegrini ancora in palleggio, Giorgeva. La penetrazione, Giorgeva sino in fondo, subisce fallo da Di Costanzo. Giorgeva a segno col primo libero. Sbaglia invece il secondo, non riesce nel rimbalzo la formazione cagliaritana. Ancora 8 secondi da giocare. Porcu, palla dietro la schiena, poi la conclusione, palla che tocca il ferro, ma termina qui l'incontro tra la Virtus e Campobasso, con il risultato di 57 per la Virtus, 68 per Campobasso. Termina così questa quarta giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile qui alla Pala Virtus di Cagliari. Per la telecronaca in presa diretta è tutto, un ringraziamento da Alessandro Carta e da Mattia Azzeni per le immagini, ma subito dopo rientreremo sempre in diretta per le interviste del post partita. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.